Tagli per forestali, comuni, trasporto pubblico locale e marittimo, ma anche una ulteriore sforbiciata del 13% per gli assessorati, 3 per le spese di funzionamento e 10 sugli interventi, 15 milioni in meno anche per l'Assemblea regionale. È il piano di risparmi messo a punto dal governo per coprire 320 milioni di euro della riduzione della spesa del bilancio 2014 approvato dalla Giunta assieme alla legge di stabilità. A fornire i dettagli dei numeri è stato l'assessore regionale all'economia Luca Bianchi in conferenza stampa a Palazzo d'Orleans assieme al governatore Rosario Crocetta. Bianchi ha sottolineato che bilancio e legge di stabilità vanno comunque letti assieme poiché le riduzioni di spesa intervengono in capitoli dove sono previste le riforme. La manovra sarà ora depositata all'Assemblea regionale, la Presidenza provvederà poi ad assegnarla alle commissioni di merito per l'esame. Per i forestali i tagli produrranno un risparmio di 50 milioni, in quanto l'attività in base alle norme inserite nella legge di stabilità sarà spostata dalla spesa corrente a quella per gli investimenti, coperta con fondi comunitari. Previsto il blocco del turnover con una ulteriore previsione di riduzione dei costi. Dalle revisioni dei bandi e dei contratti, ma garantendo gli stessi servizi, il governo calcola un risparmio di 20 milioni sul trasporto pubblico locale e di 10 milioni del trasporto marittimo. Il taglio sui trasferimenti ai comuni è di circa il 10%, con una stima di 30 milioni di risparmio, ma con la previsione della compensazione in fase di assestamento del bilancio, mentre è garantita l'intera copertura del costo dei precari con budget dello scorso anno. Sul fronte dei tagli ai costi della politica c'è la riduzione degli stipendi dei 90 deputati, ma anche la duplicazione dei costi per portaborse e dipendenti dei partiti. Diminuisce il compenso degli assessori tecnici. Su questo filone Crocetta ha osservato e chiesto di applicare il decreto Monti. Il Parlamento agisca in modo da evitare che i parlamentari siciliani siano considerati gli ultimi mandarini.